Dottoressa, questa è la scuola storica, la scuola elementare storica, dove sono passate diverse generazioni di codognesi. Com'è cambiata dagli anni 30 quando è stata costruita ad oggi? Negli anni 30 questa scuola è nata come culla dell'educazione, come culla della formazione dei nostri giovani dell'epoca. Per molti anni, anzi per molti decenni, ha portato avanti questo ruolo istituzionale importantissimo. Poi l'edificio è stato leggermente abbandonato. La biblioteca, quando è nata nel 1974, non trovava ubicazione in questo edificio, ma in un'altra struttura. Una decina di anni fa questo edificio è stato recuperato e qui è stata trasportata la nostra attuale biblioteca, che non si è più solamente limitata a luogo in cui poter trovare libri, testi, materiale, documenti di studio, ma piano piano, anno dopo anno, la biblioteca è diventata un centro di promozione culturale. Questo diciamo è un passaggio epocale, ma non solo per la biblioteca di Codogné, per tutte le biblioteche di tutta Italia. La biblioteca, con legge nazionale, ha assunto il ruolo di promotore della conoscenza attraverso l'organizzazione di eventi, di iniziative che portino il sapere anche fuori dai normali utenti di questo edificio. In più deve essere lei stessa promotrice di iniziative che rendano più accessibile la sua fruizione anche da persone che non sono ordinari stakeholders, ci verrebbe da dire. Cosa vuol dire questo? Già il fatto di aver aderito a un software come Sebina Open Library, il cui accesso è possibile utilizzando internet anche liberamente da casa, questo fa sì che chiunque abbia bisogno anche solamente di navigare per curiosità lo possa fare, non necessariamente frequentando la biblioteca intesa come edificio, come contenitore fisico del materiale librario. In più in biblioteca noi teniamo anche corsi di formazione di lingue, di informatica, teniamo anche laboratori creativi per bambini, per adulti. È un edificio che si è aperto sempre più alle esigenze delle persone, cercando di intercettarle, cercando di dare una risposta che vada oltre alla semplice fornitura di libri di testo o fornitura di libri di studio. Importante è sottolineare come tutte le biblioteche della provincia di Treviso siano motori, veramente motori, che portano avanti un progetto importante che si chiama Rete Eventi. Anche questo progetto è stata un'idea dell'assessore provinciale Marzio Favero, ormai è da più di un decennio che si ripropone annualmente. Cos'è Rete Eventi? È un contenitore di spettacoli i quali vengono realizzati generalmente tra i primi di giugno e dicembre, fine dell'anno. Questi spettacoli vengono messi in rete, in sistema, in quanto si ritiene che ci sia anche un'economia nel realizzare spettacoli in rete. Cioè, cosa vuol dire? I vari comuni si mettono insieme e creano dei circuiti, ad esempio il circuito dei burattini, ad esempio il circuito del teatro in villa, ad esempio il circuito dei concerti dell'Orchestra Filarmonia Veneta. Tutti questi circuiti vengono pubblicizzati, promossi dalla regione oggi, dalla provincia di Treviso, dai vari comuni che aderiscono al progetto e fanno sì che la cultura, perché qui stiamo parlando di spettacoli selezionati, che la cultura si diffonda e si espanda andando oltre la biblioteca, ma questi spettacoli trovano come fulcro organizzativo il centro della biblioteca. Questo direi che è stato veramente un passaggio fondamentale, da qui non si va indietro, quindi un punto di non ritorno. Le nostre biblioteche finalmente sono riuscite a svecchiarsi e a rendersi anche più accattivanti, più appetibili verso le nuove generazioni. Io mi ricordo quando andavo a scuola, la biblioteca si immaginava la biblioteca come un posto buio, pieno di ragnatelli con i libri polverosi. Magari non era propriamente così, però questo era l'immaginario che tutti avevamo.
Oggi se io penso alla biblioteca, al di là che ci ho lavorato, al di là che insomma anch'io ho collaborato aderendo a rete eventi, alle varie attività, l'organizzazione e anche alla promozione della nostra biblioteca, insomma al di là di questa esperienza che io posso aver fatto, però oggi io penso alla biblioteca come un edificio aperto, senza finestre, senza porte, che si espande, che diffonde la propria conoscenza, la propria creatività all'interno della comunità, cercando di intercettare i bisogni, ma anche i suggerimenti della comunità, perché se un gruppo di persone vengono a chiederci che sarebbe bello organizzare un corso di fotografia, beh, noi adesso possiamo dire che lo possiamo organizzare volentieri. Se un gruppo di cittadini viene a chiederci che sarebbe bello portare un concerto in villa, beh, noi attraverso la biblioteca possiamo farlo. Direi che ci abbiamo guadagnato tutti. Senz'altro. Grazie allora alla dottoressa Tomasella per questa intervista e arrivederci alle prossime innovazioni.